Tribunale di Borgo Verga. Rientra a Vicenza il processo per il crack della Banca Popolare. All'esterno polizia con il reparto mobile e carabinieri. All'interno, nella più piccola delle aule, presente anche l'ex presidente Gianni Zonin, con al fianco l'ex consigliere del CDA Giuseppe Zigliotto. Ascoltano per tutta la giornata i testimoni, dall'ex sindaco di Lugo Robertino Capozzo, al capo area dal 2012 della sede di Vicenza, Città della Popolare, ospitata a Palazzo Tiene. Una sede racconta che il presidente Zonin voleva sempre in ordine. Nessun temuto sovraffollamento in aula, presenti giudici e avvocati. Un processo lungo che in questo momento sta cercando di ricostruire cosa accadde in quegli anni dal 2009 al 2015. L'impianto accusatorio, via via che si snodano le udienze, viene confermato. Sostanzialmente sta emergendo questo, e cioè che la banca dal 2012 in poi aveva bisogno un bisogno estremo di capitalizzare. E allora, siccome era molto difficile, sta emergendo che era molto difficile trovare investitori che con soldi propri acquistassero queste azioni, perché ormai i rendimenti non erano più quelli di una volta, si è inventata la formula di finanziare l'acquisto di queste azioni. I testimoni ripetono i nomi degli ex vertici della Popolare, a conoscenza di quanto stava accadendo. I PM cercano di far luce su operazioni baciate, operazioni K sarebbero state chiamate negli uffici, che avrebbero destato perplessità all'epoca negli stessi uffici legali interni, ma non solo. E sono state nascoste delle informazioni fondamentali sullo stato patrimoniale della banca. Ecco, quindi questo a poco sta emergendo, oltre al fatto che sono stati fatti dei finanziamenti che poi non sono rientrati, sono rimasti ad incaglio perché chi li ha ricevuti non li ha poi più restituiti. L'ex presidente Zonin ascolta, i giudici fanno domande, i testi passano alle controparti, interviene anche Deborah De Stefano, presidente del collegio giudicante. Il processo si aggiorna, nuovo appuntamento giovedì mattina.